Alzarci in piedi per cominciare il nostro culto al Signore. Sarà un grande culto, sarà un culto in cui Dio ci farà sentire la sua presenza. Sappiamo che ci sono alcune famiglie che sono in ferie in questi giorni. Peccato che siamo in estate, vero? Meglio l'inverno, qua si sta bene, c'è un bel caldino qua in inverno, ma ci sarà, ci sarà. Io ti invito a fare una preghiera sincera al Signore, che Lui possa visitare il tuo cuore e quello della tua famiglia questa sera. Non sei venuto qua per tradizione. Dichiara questo nella tua vita oggi. Io non sono venuto qua perché sabato sera c'è il culto. Io non sono venuto qua per passare una serata semplicemente tra amici. Io sono venuto qua perché voglio una trasformazione da parte di Dio nella mia vita. Perché voglio una cura da parte di Dio nella mia famiglia, perché voglio che Dio possa guarire ferite spirituali nel mio corpo. Io voglio semplicemente sentire la presenza di Dio. Se questa è la tua preghiera questa sera, io sono sicuro che è una preghiera che Dio ascolterà ben volentieri e Lui verrà a rispondere a questa preghiera. Per questo in questo momento io ti invito, se vuoi chiudi i tuoi occhi, se ti senti più libero, se vuoi alzare le tue mani, alza le tue mani. Ma prega il Signore perché Lui possa presentarsi in mezzo a noi questa sera attraverso la sua gloria, nelle preghiere che faremo, attraverso la parola. Padre, nel nome di Gesù noi vogliamo consacrare a Te questo culto, che possa essere un culto, Signore, che Tu riceva e riceva in un modo gradito, Signore, perché siamo qua per adorare Te, Signore, solo Te. Siamo qua per dichiarare che Tu sei il nostro unico Dio e non c'è niente al di fuori di Te nel nostro cuore. Noi vogliamo, Signore, dare a Te ogni lode, ogni adorazione questa sera, tutto l'onore che meriti, Signore, perché sappiamo, Signore, che tutto ciò che abbiamo e tutto ciò che siamo viene da Te ed è per Te, Signore. Io ti chiedo, Padre, vieni semplicemente questa sera a fare una visita in questa casa, a fare una visita tra questi Tuoi figli, in questa Tua famiglia, che oggi sei riunita qua per ricevere da Te una parola, per ricevere da Te una consolazione, per ricevere da Te un po' della Tua presenza, un po' della Tua gloria, un po' del Tuo Spirito. Mostraci, Signore, il Tuo volto questa sera, mostraci la Tua gloria questa sera, che possa essere una serata benedetta in cui noi benediciamo Te e in cui Tu potrai benedire le nostre vite. Io già Ti ringrazio, Signore, per le grandi cose che farai oggi in mezzo a noi e Ti chiedo, Signore, ricevi ogni nostra lode, ogni nostra adorazione nel nome di Gesù. Amen. Amen, alleluia. Possiamo fare un applauso al Signore. Io ti invito in questo momento a ripetere dopo di me il più forte che puoi. Una sola via. Una sola via. Più forte, una sola via. Una sola via. Una sola verità. Una sola verità. Una sola vita. Una sola vita. In Lui. In Lui. Per Lui. Per Lui. E attraverso di Lui. E attraverso di Lui. Dichiariamo insieme: la mia vita lascia a Te. La mia vita lascia a Te. Il mio unico bisogno sei. Anche quando cado Tu sei lì. Io Ti cercherò, Signore. Ti seguirò perché ho capito che Tu sei per me. L'unica via, Gesù, la verità e la vita. Non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre. L'unica via, non c'è niente. La Tua grazia abbonda, la Tua grazia abbonda in me. La mia anima riposa in Te, Tu mai
Signore sei la verità, la vera vita, la sola unica via. Io vivrò per te. Tu Signore sei la verità, la vera vita, la sola tu Signore sei, tu Signore sei la verità, la vera vita, la sola unica via. Io vivrò per te, l'unica via. Gesù la verità e la vita, non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre, l'unica via. Gesù la verità e la vita, non c'è niente che mi possa ricondurre all'unica via. Gesù la verità e la vita, non c'è niente che mi possa ricondurre. Solo la Chiesa, l'unica via. Gesù, non c'è niente che mi possa ricondurre. Tu sei l'unica che mi possa ricondurre al Padre, l'unica via. Gesù la verità e la vita, non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre, che mi possa ricondurre al Padre, che mi possa ricondurre al Padre. Alleluia. Glória a Dio, ci è venuto voglia di ballare questa sera, vero? La gioia del Signore è la nostra forza, la gioia del Signore è la nostra allegria. Quanti di voi hanno avuto una settimana benedetta e piena di vittorie? Quanti di voi? Anche se non avete visto, Dio stava agendo a vostro favore. Anche se non avete visto, avete vissuto miracoli. Questa settimana è stata una settimana meravigliosa di miracoli, perché noi lottiamo con quello che Dio ci dà, che è una fede che prima non vediamo le cose e crediamo, anche se non vediamo le cose noi crediamo. E quindi questa sera noi canteremo questo, che il nostro Dio è infallibile, il nostro Dio è al di sopra di ogni cosa, il nostro Dio è al di sopra di ogni nostra barriera che noi abbiamo messo questa settimana. Anche se noi non abbiamo visto l'agire di Dio, Dio ha agito in nostro favore. E quindi la fede è la certezza di cose che non vediamo, ma crediamo. Noi crediamo che Dio può fare, e noi crediamo nei miracoli che Dio farà questa sera, noi crediamo nei miracoli che Dio farà questa settimana, noi crediamo nei miracoli che Dio farà nella nostra vita. Noi crediamo in te, Signore, noi crediamo in te, noi crediamo nella tua presenza, noi crediamo in ciò che tu hai fatto per noi, anche se noi non vediamo, sappiamo che la tua protezione era sulla nostra vita. Anche se noi non vediamo, noi sappiamo che il Signore ha agito in nostro favore. Il Signore ha rotto barriere su questa chiesa. Il Signore ha rotto cose che noi pensavamo che il Signore che noi non potevamo fare, ma il Signore ha detto: io posso fare, perché nel mio nome voi potete fare. Padre, noi ti ringraziamo, Signore, che questo sia un culto di gratitudine a te, Padre. Che questo sia un culto, Signore, con che il nostro cuore sia grato per le meraviglie che il Signore fa, per il Dio che sei nella nostra vita, per il Dio che ha fatto nella nostra vita.
le difficoltà, il nostro Dio le vincerà, noi lo adoriamo. Lottiamo con un'arma di fede, lottiamo con armi di e tutte le difficoltà, il nostro noi lo adoriamo. Vittorioso è nella tempesta, suo nome infallibile, i re cambiano, ma Dio non cambia mai. Il suo nome è l'inferno non trionferà.
Alleluia. Non so se tu credi, ma noi siamo in un ambiente profetico qua. In un ambiente in cui i miracoli sono generati, guarigioni avvengono. Basta avere fede. E io credo che lo Spirito Santo si muove qui tra noi oggi. Lo Spirito Santo si sta già muovendo. E mi ricordo che una volta, mentre stavo parlando con Dio, io ero un po' triste perché dicevo: ma tutte le persone mi deludono. Ogni volta che mi fido di una persona mi sembra di rimanere delusa. E in quel momento lui ha detto: sai, l'unica persona che non ti deluderà mai sono io. L'unica persona in cui puoi avere alte aspettative sono io. E io sempre che vengo qua, ogni sabato, ho sempre alte aspettative, perché io so che posso fidarmi di Lui. Io so che quando io chiamo Lui viene. Io so che quando adoro Lui si manifesta. Io so che quando prego accade, perché io ho fede in colui che fa le sue promesse. E se Lui mi ha promesso che io posso alzare le mie aspettative, è perché Lui farà grandi cose in mezzo a noi. E Lui sta già facendo e farà ancora di nuovo. Alleluia. Si spostano ancora, fortezze ancora cadranno. Dio, noi crediamo, Dio, noi crediamo. Possiamo vedere meraviglie che solo tu fai. Morti ancora si alzano, noi vinceremo i giganti. Possiamo vedere meraviglie che solo tu fai. Siamo qui per te, fai quello che vuoi. Siamo qui per fai quello che vuoi. Ti doniamo, ti doniamo.
spirito si muove, il tuo spirito è qui, il tuo spirito è qui, il tuo spirito è qui e si muove tra noi. Io credo ai miracoli quando ti muovi in guarigioni, quando arrivi. Credo ai miracoli quando ti muovi in guarigioni. Credo ai miracoli quando ti muovi. Credo ai miracoli quando ti muovi in guarigioni. Io credo ai miracoli quando ti muovi in guarigioni. Quando arrivi. Credo ai miracoli quando ti muovi, che venga il cielo. Ti muovi tra noi. Tu ti muovi tra noi. Ti muovi tra noi. Ti muovi tra noi. Tu ti muovi tra noi. Ti muovi tra noi. Ti muovi tra noi. Fai quello che siamo. Siamo qui per te, Spirito Santo. Fai quello che vuoi, ti doniamo il cuore. Fai quello che vuoi, alleluia, ti muovi tra noi. Questa sera tu ti muovi tra noi. Come ho già detto, questa sera noi siamo in un ambiente profetico in cui i miracoli accadono, i guarigioni avvengono. E sì, è bello ricevere una preghiera dal nostro fratello, da un nostro amico quando abbiamo bisogno, ma ancora più bello è fare noi stessi una preghiera e vedere la preghiera esaudita, la preghiera che si avvera, che accade con la nostra fede. E quindi io ti invito oggi, so che probabilmente nella tua vita c'è qualcosa che non va, probabilmente hai bisogno di un miracolo, hai bisogno di una guarigione per te o per qualcuno. Non chiedere stasera a qualcuno di pregare per te, ma credi che con la tua preghiera tu vedrai le cose che accadranno. In questo momento, mentre noi canteremo, io ti invito, prega con fede per ciò di cui hai bisogno, prega con fede per la tua vita, prega con fede per la persona che ne ha bisogno, prega per te stesso, credi che se credi tu vedrai la gloria di Dio accadere nella tua vita. Quando credi i miracoli accadono e la tua preghiera ha molti effetti. Io credo ai miracoli quando ti muovi in guarigioni, quando arrivi. Credo ai miracoli quando ti muovi in guarigioni, credo ai miracoli quando ti muovi.
Siamo solo per te. Siamo qui per te. Siamo qui per te, Signore. Fai quello. Siamo qui per Gesù. Fai quello. Ti doniamo. Ti doniamo. Fai quello. Ti muovi tra noi. Ti muovi tra noi. Tu ti muovi. Ti muovi tra noi. Tu ti muovi. Ti muovi tra noi. Ti muovi tra noi. Ti muovi tra Noi abbiamo un Dio di miracoli. Abbiamo un Dio di miracoli. Abbiamo pregato qualche settimana fa, la settimana scorsa, 2 settimane fa, per un nostro fratello, se vi ricordate, avevamo chiesto preghiera anche nei gruppi della Chiesa, che aveva sofferto un aneurisma cerebrale. E i medici avevano già dato una sentenza di morte sulla vita di questo nostro fratello. Noi abbiamo pregato e oggi, dopo 12, 13, 14 giorni, non so neanche quanto è passato, lui è ancora vivo. I medici dicono, anche se vivrà, avrà conseguenze che irreparabili per quello che gli è successo. Ma come per la prima volta noi continueremo a pregare, perché io credo che finché Dio non dà questa sentenza, nessun altro può dare questa sentenza. Io non mi fermerò alla sentenza di un medico, non mi fermerò alla sentenza di uno specialista, perché per quanto possa intendersene, nessuno può capire il sovrannaturale di Dio. Io credo che una nostra preghiera possa fare molto nella vita di una persona. E io ti invito a non smettere di pregare. Non smettere di pregare per questo nostro fratello e non smettere di pregare per te. Non smettere di pregare per la tua famiglia. Non smettere di pregare per tutte quelle situazioni che magari hanno già ricevuto una sentenza, ma non è quella di Dio. Ma non è quella di Dio. La sentenza di Dio è l'ultima. Continua a pregare. Abbiamo ricevuto notizie di un altro nostro amico, un amico della Chiesa, che ha sofferto un grave incidente. L'abbiamo visto all'ospedale. È proprio in terapia intensiva di fianco a quell'altro fratello che sta male. Anche per lui i dottori hanno dato delle sentenze, ma io credo che l'ultima parola è di Dio. Non smettere di pregare per tutte queste persone. Se tu oggi conosci qualcuno che ha ricevuto una sentenza di morte da parte di medici, se ha ricevuto una qualsiasi tipo di sentenza da parte di specialisti, di laureati, di dottori, credi che Dio è l'ultima parola.
e che la tua preghiera può avere una grande efficacia nella sua vita. Non smettere di pregare. Pregate incessantemente, ci consiglia la parola di Dio. Questo è quello che dobbiamo fare, perché noi abbiamo un Dio di miracoli, noi abbiamo il Dio dell'impossibile, noi abbiamo il Dio che ha l'ultima parola. Amen. 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 Ecco, una notizia fresca di giornata: quell'altro fratello di cui ho appena parlato è già uscito dalla terapia intensiva. La nostra preghiera ha una grande efficacia, anche dove i medici dicono non c'è speranza. Gloria a Dio, facciamo un applauso a Dio, perché Dio merita questo. L'applauso non è niente in confronto a quello che Dio merita da parte nostra. Ringraziamo Dio per tutto quello che fai per noi, perché la tua presenza è sempre costante nella nostra vita. Noi siamo qua a darti oggi la nostra adorazione, ma vogliamo ringraziarti, Signore, ringraziarti dal profondo del cuore per tutto, per come tu sei presente nelle nostre vite in ogni giorno, in ogni momento, per come tu ascolti le nostre preghiere, per come tu rispondi alle nostre preghiere. Grazie Padre per tutto questo. Amen. Amen. Vi chiedo di pregare anche per tutti quei fratelli che oggi stanno viaggiando. Ci sono diverse famiglie che sono partite per le vacanze. Proprio oggi sono partiti il nostro fratello Diacono Paolo con sua figlia Pietra. Diverse famiglie sono in viaggio in questo periodo d'estate, diverse altre andranno. Pregate per tutti quanti loro perché tutti questi viaggi possano andare bene, che la volontà di Dio si possa compiere anche in queste piccole cose. Pregate per il nostro fratellino Rafinha, che oggi è a casa, il figlio di Anderson, che ha avuto una brutta caduta in settimana e ha avuto una frattura esposta, vero? E è oggi a casa con sua mamma perché non sta molto bene. Pregate anche per lui che possa recuperarsi velocemente, che Dio possa guarire, che Dio possa fare un miracolo anche in questo nostro piccolo fratello. Voglio darvi qualche avviso della settimana. Abbiamo i nostri culti in casa. La settimana scorsa non l'abbiamo avuto, abbiamo avuto un'altra programmazione con alcuni fratelli della Chiesa. Questa settimana riprenderemo con i culti in casa, quindi preparatevi. Molto probabilmente questa settimana sarà in zona Borgo Trento, quindi chi abita in Borgo Trento e dintorni si prepari perché riceverete un culto in casa, a casa di qualcuno di voi. E oltre al culto in casa c'è la nostra sala di intercessione, come sempre, ogni sabato alle 7:30, è un momento di preghiera, venite a pregare per benedire il culto. Oggi c'erano diverse persone che stavano pregando e il culto io credo che sia già stato benedetto dalla preghiera che è stata fatta in questa sala di intercessione. Oltre a questo abbiamo ancora 2 avvisi, se non sbaglio. Il primo è il culto dei giovani che sarà il 30 luglio alle ore 11, sarà a Torri, a casa di Daniel. E l'altro avviso sono le audizioni di teatro. Sono aperte le nostre audizioni di teatro e stanno già per finire i posti, quindi chi vuole far parte del teatro, chi vuole partecipare alle audizioni, il teatro della nostra chiesa si faccia avanti. Stiamo aspettando i nuovi Brad Pitt
e Angelina Jolie per fare dei bellissimi teatri qua in chiesa, ma se stanno già finendo i posti vi consiglio di affrettarvi. Amen? Ok, sono finiti i nostri avvisi, io ho un altro avviso da dare. Prima di passare alla parola, anzi prima di passare al momento delle decime e delle offerte. E l'altro avviso da dare è un avviso che forse avete già, qualcuno di voi già sa, magari l'avete visto entrando in chiesa, non so se vedete quello che c'è là dietro, di fianco al presbitero Sandro, vicino al muro, vedete tutte quelle scatole azzurre che ci sono là dietro? Quelle scatole potreste chiamarle confusione, non si chiamano confusione, si chiamano crescita. D'ora in poi, questo ha detto l'Andrea, ha detto, lasciamole lì perché queste scatole simbolizzano crescita. D'ora in poi anch'io quando lascerò confusione a casa dirò, questo non è confusione, è crescita. Queste scatole contengono queste cose qua. Queste cose qua sono dei bellissimi laminati, 1,20 m per 20 cm circa, che comporranno il pavimento della nostra chiesa. Dico che è una grande vittoria perché è da 3 anni che ormai siamo qua, quasi 3 anni, a ottobre saranno 3 anni, è da 3 anni che settimanalmente ci ripetevamo dobbiamo fare il pavimento, dobbiamo fare il pavimento, dobbiamo fare il pavimento. In inverno fa troppo freddo, ci serve qualcosa sotto i piedi, abbiamo provvidenziato quest'inverno con quei tappettini che però insomma fanno quello che fanno, ma il pavimento è sempre stato una meta quasi irraggiungibile perché appunto la metratura è grande, i soldi per coprire tutto quanto con un pavimento buono sono tanti che ne servono e non abbiamo mai avuto la possibilità fino ad oggi di prendere questo pavimento. Se vi ricordate, 2 settimane fa avevamo fatto quell'annuncio in chiesa, non era una richiesta, era semplicemente un resoconto di quello che ci serviva per fare il tetto. L'ho detto anche la settimana scorsa, ho testimoniato che, se vi ricordate, avevo chiesto 3 cose. Una erano una cifra tra i 6 e i 700 euro, l'altra era un modo per portare il materiale qua in chiesa e infine l'altra era una persona che sapesse fare il tetto della chiesa, no? In modo che non ci caschi in testa se lo faccio io. E alla fine del culto avevamo tutto quanto, è stato veramente una cosa incredibile, una benedizione incredibile da parte di Dio. I soldi che sono entrati il giorno dopo, c'era anche il churrasco, sono stati anche di più di quelli che ci servivano per fare il tetto e è stato veramente un miracolo. La settimana successiva, se vedete stiamo cambiando anche tutte le luci qua in chiesa, la settimana successiva eravamo al Bricome la mattina, io con l'Andrea, stavamo prendendo qualcosa qua per fare i lavori con le luci e siamo passati davanti a questo. Il prezzo era abbastanza basso, era un prezzo scontato per questo tipo di pavimento, perché è un pavimento ad alta densità, è molto molto buono, ma comunque non era poco come prezzo, penso che era 7 euro al metro quadrato, insomma non era poco per coprire tutta la metratura della chiesa, facendoci un paio di conti andavano via parecchi soldi. Ma mia moglie ha avuto la fede o l'audacia di dire: se questa sera ci saranno abbastanza entrate da permetterci, oltre che fare il tetto, di prendere anche questo, domani mattina veniamo qua e lo prendiamo. Io quando l'ha detto quasi mi metteva a ridere, no? Perché già la settimana prima erano entrati tantissimi soldi in confronto al solito, avevo testimoniato, è stata una benedizione, era qualcosa di veramente miracoloso già, quindi ho pensato questa settimana torneremo nella media, non entreranno mai abbastanza soldi per prendere questo. Quando il culto è finito è arrivato il messaggio dalla tesoreria, il messaggio diceva che erano entrati abbastanza soldi per prendere il pavimento. Il giorno dopo, come Dio è stato fedele con noi, anche noi siamo stati fedeli con la parola che gli avevamo data, siamo andati subito al Bricome, abbiamo comprato tutto il pavimento che ci serve, spero anche qualcosa in più, spero non qualcosa in meno, e insomma è tutto là. Nelle prossime settimane saremo qua a fare il tetto della chiesa
e appena il tetto sarà completato il prossimo lavoro sarà quello del pavimento. Quindi io voglio chiederti di fare un altro applauso al Signore, perché tutto questo viene da Lui, non può che non venire da Lui. Io lo so che ci sono persone... So che ci sono persone che hanno offertato, so che ci sono persone che ci hanno messo la loro parte, ma io credo sempre che è Dio che apre i nostri cuori affinché Lui possa compiere la sua volontà e i suoi miracoli in mezzo a noi. E quindi tutta la gloria va a Dio, tutto l'onore va a Dio, è tutto per Lui. E anche questo pavimento io credo che è una vittoria per noi, ma sia anche una vittoria per Lui, e che da lassù o da qua giù, perché Lui è qua in mezzo a noi, Lui si stia rallegrando per tutto questo. Quindi gloria a Dio, gloria veramente a Dio per tutto quello che sta facendo, per questa crescita che sta facendo in mezzo a noi. Io voglio invitarti in questo momento a alzarti in piedi, facciamo una preghiera. Tu che hai portato la tua decima, tu che hai portato la tua offerta, io ti invito in questo momento a offertare nella casa del Signore. Mi raccomando, perché 2 settimane fa abbiamo chiesto per fare il tetto, sono entrati i soldi per fare il tetto. La settimana scorsa abbiamo chiesto per fare il pavimento, sono entrati i soldi per fare il pavimento. Questa settimana abbiamo chiesto per comprare il capannone. Quindi mi raccomando, aprite i portafogli, tirate fuori le carte di credito, quelle gold. Sto scherzando, ma che tutto ciò che oggi noi doniamo alla casa del Signore possa essere usato al meglio per la sua opera, che possa essere per Lui, per il compromesso che noi abbiamo con Lui, e che tutto questo possa fruttare l'avanzamento e la crescita del regno di Dio su questa terra. Padre, nel nome di Gesù, io in questo momento voglio consacrare a Te le nostre decime, le nostre offerte, tutto il meglio, Signore, che oggi abbiamo deciso di portare alla Tua casa, Signore, sapendo che Tu, Signore, l'hai messo nel nostro cuore. Io ti chiedo, Signore, di benedire ogni persona che è qua presente, ogni famiglia, ogni casa qua rappresentata, Signore, con i Tuoi miracoli, Signore, come abbiamo appena dichiarato e cantato, Signore, che i Tuoi miracoli, le Tue benedizioni siano sopra ognuno di noi e siano sopra questa Chiesa. Continua a mostrarti con i Tuoi segnali potenti, come hai già fatto, come stai facendo, e sono sicuro come ancora farai per lunghi e lunghi giorni. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Offriamo a Te, solo Tu sei degno, solo Tu sei degno. Una nuova canzone offriamo a Te, Signore, solo Tu sei degno, solo Tu sei degno. Una nuova canzone offriamo a Te, solo Tu sei degno, solo Tu sei degno. Una nuova canzone offriamo a Te, solo Tu sei degno, solo Tu sei degno, degno di tutta la gloria, degno di tutto l'onore, solo Tu sei degno, solo Tu sei degno, degno di tutta la gloria, degno di tutto l'onore, solo Tu sei degno.
Signore, in questo momento noi vogliamo ascoltare la Tua parola, che sia un momento, Signore, che possa cambiare le nostre vite, che possa cambiarle in meglio, che possa renderci più simili a Te, più conformi, Signore, a quelli che è la Tua volontà nella nostra vita. Benedici, Signore, ogni persona che è qua presente attraverso questa parola, ma per fare questo io Ti chiedo di purificarmi, Signore, di togliermi, Signore, in ogni peccato, Signore, perché non sono degno di portare la Tua parola, Signore, ma io so che se Tu vuoi puoi fare questo nella mia vita affinché la Tua Chiesa possa essere benedetta, Signore, da ciò che Tu hai preparato per ognuno di questi Tuoi figli, di queste Tue figlie questa sera. Nel nome di Gesù, Signore, fai la Tua volontà in mezzo a noi. Amen. 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 Possiamo sederci. Vi invito a aprire le vostre Bibbie. Quanti hanno la Bibbia oggi? Bravo, bravo Washington. Brava, va bene, va bene. Quello è solo il Nuovo Testamento, vero Sonia? C'hai tutto, non è quello dei Gedeoni? Ah, bravo. Per fortuna, perché doveva aprire nel libro del profeta Giona. Libro del profeta Giona, capitolo 2. Amen. Abbiamo trovato Giona capitolo 2. Mettete il ditino sulla pagina, poi chiudete la pagina, la riprendiamo tra un attimo. Voglio fare un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto la volta scorsa. Non so se la volta scorsa tu c'eri, se tu non c'eri, se quando sei entrato in chiesa hai avuto un lapsus freudiano e ti sei dimenticato completamente quello che abbiamo detto la settimana scorsa. Ma avevamo cominciato la settimana scorsa parlando di un argomento che io credo sia molto importante per tutti noi cristiani. E l'argomento di cui abbiamo parlato è un argomento che si trova in Levitico al capitolo 14. In Levitico 14 noi vediamo la purificazione dei lebbrosi, se vi ricordate. E all'interno di questo capitolo c'è un insegnamento, una legge che Dio ha dato molto specifica. Qual è questa legge? Che quando una persona era lebbrosa e guarisce dalla lebbra, il sacerdote doveva andare a visitare questa persona e vedere se effettivamente la lebbra era andata via dal suo corpo. Dopo di questo la persona, se era effettivamente guarita, poteva ritornare nell'accampamento, ma doveva restare fuori dalla sua tenda per altri 7 giorni. Perché doveva restare fuori dalla sua tenda per altri 7 giorni? Perché prima di entrare all'interno della sua tenda avrebbe dovuto passare per un processo. Perché doveva passare per un processo? Perché entrare nella tenda significava riprendere il proprio ministero all'interno della propria famiglia. Abbiamo detto che il nostro primo ministero sacerdotale di ognuno di noi è la nostra casa, indipendentemente che tu sia marito, che tu sia moglie, che tu sia figlio, che tu sia nonno, indipendentemente da tutto questo, il tuo primo ministero sacerdotale parte dalla tua casa. Non importa se tu hai un incarico in chiesa, non hai un incarico in chiesa. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice che una persona che vuole avere un incarico ministeriale, prima di tutto deve sapere governare la sua casa, perché se non sa governare la sua casa, come può prendere cura del regno di Dio? Il nostro primo incarico deve essere la nostra tenda, la nostra casa, la nostra famiglia. E per questo motivo le persone non potevano ritornare immediatamente all'interno della propria tenda, perché erano ancora considerate impure. Prima di tornare all'interno della tenda dovevano appunto passare per questo processo. Questo processo comprendeva 2 sacrifici, un sacrificio animale, un sacrificio di sangue e un sacrificio di olio.
dal sacrificio di sangue. Il sacerdote avrebbe dovuto prendere del sangue dell'animale, passarlo sull'orecchio, sulla mano e sul piede della persona che doveva essere purificata. Dopodiché, alla stessa cosa doveva succedere col sacrificio di olio. Doveva prendere dell'olio e passarlo sull'orecchio, sulla mano e sul piede della persona che doveva essere purificata. Alla fine di tutto questo processo, finalmente, la persona poteva ritornare all'interno della propria tenda, poteva ritornare a essere sacerdote della sua casa o la sacerdotessa della sua casa. Abbiamo visto il significato di questa prima parte del processo, ovvero la purificazione col sangue e l'unzione con l'olio dell'orecchio. Abbiamo detto che l'orecchio simbolicamente rappresentava l'ascoltare, il conoscere, il saper maneggiare la parola di Dio. Ne abbiamo parlato per mezz'oretta la volta scorsa e in mezz'ora non si può comunicare, non si può dire, non si può insegnare, non si può predicare tutto ciò che la parola di Dio può fare di buono nelle nostre vite. La parola di Dio neanche in un'ora, neanche in un giorno, neanche in una settimana si può conoscere veramente e si può spiegare veramente quanto può fare per le nostre vite. Ma ciò che sappiamo è che conoscere la parola di Dio, il saper ascoltare, il saper maneggiare, il saper trarre rivelazioni, il saper trarre consolazioni, il saper trarre una parola dalla voce di Dio, che oggi è la parola, è la Bibbia, è qualcosa di fondamentale per ognuno di noi che oggi si considera cristiano e quindi che si considera sacerdote o sacerdotessa, anche se solo della propria casa. La seconda parte di questo processo invece prevedeva che il sacerdote doveva passare il sangue sulla mano e l'olio sulla mano della persona da purificare. E andiamo a vedere che cosa significa oggi per noi passare questo sangue, essere purificati dal sangue, avere la mano purificata col sangue e unta con l'olio, per poter vivere una nuova e potente vita sacerdotale all'interno delle nostre case. Per vedere questo, come vi dicevo, andiamo in Giona, capitolo 2, leggerò dal versetto 1 al versetto 5. Dice così: il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia, ed egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato. Tutte le onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono stato cacciato lontano dal tuo sguardo. Come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Amen. Questa parte del libro di Giona ci mostra una preghiera che Giona ha rivolto a Dio. Voglio ricapitolare un attimo la storia di Giona, una storia molto conosciuta. Il libro di Giona è uno dei libri dei cosiddetti profeti minori della Bibbia. I profeti minori non sono minori perché sono più bassi, non sono minori perché sono meno importanti, sono minori semplicemente perché hanno scritto meno dei cosiddetti profeti maggiori. Ma anche i profeti minori sono veramente importanti. All'interno delle profezie dei profeti minori troviamo profezie incredibili per precisione, per importanza, profezie su Gesù, qualcosa di veramente meraviglioso, miracoloso, qualcosa che può venire solo dal Signore. E Giona, nonostante fosse un profeta minore, era effettivamente un profeta molto importante. La parola di Dio ci dice che Giona serviva alla corte del re del regno di Israele. Quindi Giona era veramente un profeta di quelli molto molto forti, no? E che cosa successe? Che un bel giorno, Dio chiamò Giona e gli disse: Giona, tu oggi devi andare a predicare, a evangelizzare la città di Ninive, che è la capitale del regno della Siria. E quando Giona ha sentito questa cosa, è scappato. E Giona non è scappato perché aveva paura di andare a fare questa predicazione in Assiria
o perché aveva vergogna o per chissà quale motivo. Giona è scappato per un motivo ben preciso, perché Giona sapeva che se lui fosse andato lì a predicare ravvedimento in quella città, Dio lo avrebbe capacitato a tal punto che tutta la città si sarebbe convertita. E Giona assolutamente non voleva questo. Giona voleva che quella città, che il regno di Assiria fossero distrutte da una catastrofe di Dio. Penso che Giona la sera pregasse: Dio, manda una pioggia di fuoco e zolfo come su Sodoma e Gomorra sopra l'Assiria. E in effetti gli Assiri erano un popolo molto, molto crudele. Quando noi studiamo storia, i primi 3 popoli che studiamo di storia sono i Sumeri, i Babilonesi e gli Assiri. A scuola si fa così. Perché? Perché i Sumeri hanno inventato la scrittura e quindi sono il primo popolo che si studia in storia. E dei Sumeri, ad esempio, si dice che erano un popolo di inventori. Hanno inventato la scrittura, hanno inventato la ruota, hanno fatto un sacco di invenzioni. Dei Babilonesi si dice che era un popolo di conquistatori, ma erano anche dei grandi scienziati, degli astrologhi, facevano costruzioni incredibili. I giardini pensili di Babilonia sono una delle 7 meraviglie del mondo antico e ancora fino ad oggi le persone non sanno come al tempo abbiano potuto costruire dei giardini pensili, quindi i babilonesi dovevano essere veramente dei costruttori incredibili. Ma quando si va a parlare degli Assiri si dice una cosa: gli Assiri erano guerrieri e basta. Non studiavano, non costruivano, non inventavano, no. Gli Assiri avevano un grande esercito, partivano, andavano, non conquistavano neanche, distruggevano, saccheggiavano e tornavano nel loro impero. Praticamente gli Assiri facevano così, erano solamente dei gran cattivoni. E per questo motivo Giona non voleva andare a far convertire questo popolo. Giona voleva che morissero tutti questi qua. Eppure Dio un giorno gli fa: vai, tu devi andare a convertire questo popolo. E insomma Giona decide di scappare. Prende una nave, si imbarca con un equipaggio e va verso Tarsis, dice la Bibbia, una località. Finché è in mare con questa barca, Dio manda una grande tempesta. E insomma alla fine si viene a sapere che questa tempesta è stata mandata proprio a causa di Giona, perché Dio non voleva che Giona scappasse via, no? E allora che cosa succede? L'equipaggio della nave decide di prendere Giona e di buttarlo in mezzo al mare. L'equipaggio della nave prende Giona, lo butta in mezzo al mare e quando Giona casca in acqua la tempesta si ferma. Ma subito dopo un gran pesce sale dalle acque e si mangia Giona. Il gran pesce, mi raccomando, non è una balena. La balena è quella di Pinocchio e Geppetto. In Giona non c'è la balena, c'è un gran pesce, no? Ci sono sempre questi errori quando si va a parlare della Bibbia, no? In Giona non c'è la balena, è un gran pesce. È un po' come la mela di Adamo ed Eva, no? Non c'è nessuna mela nel peccato di Adamo ed Eva. Secondo me era un mango, perché c'è scritto che Eva ha detto che sembrava delizioso da mangiare. Io preferisco i manghi alle angurie, alle mele. Anche le angurie preferisco però, sì, anche le angurie alle mele. E insomma Giona va dentro la pancia di questo gran pesce, no? E da dentro la pancia di questo gran pesce Giona fa questa preghiera che abbiamo appena letto. La preghiera non è finita, la preghiera prosegue. Alla fine di questa preghiera Giona ha questo pentimento, dice che soltanto in Dio c'è la salvezza, Dio lo libera da questo grande pesce e Giona va effettivamente a predicare alla città di Ninive. E pensate che Dio lo capacita a tal punto che tutta la città di Ninive si converte. Come Giona aveva già profetizzato prima, d'altra parte era un profeta, no? Già lo sapeva che si sarebbero convertiti tutti. È stato un ravvedimento, un ravvivamento così grande, no? Che c'è scritto che anche gli animali cominciarono ad adorare Dio a Ninive. Quindi pensate, è l'unico episodio della Bibbia in cui gli animali si convertono e adorano Dio. E insomma alla fine Dio compie il suo proposito. Giona, ahimè, non era molto felice di quello che aveva fatto, ma l'ha fatto. Ma ciò che ci interessa in questo momento di tutta questa storia è proprio la preghiera che Giona ha rivolto a Dio, o meglio questa parte della preghiera, perché alla fine di questa preghiera Giona fa questa riflessione, fa questa domanda. Se puoi rimettere il versetto 5 un attimo, che dice così: le acque... no, quello dopo.
Forse quello prima? Non lo so. Questo qua. Era il 4, perdonami. Giona fa questa riflessione dicendo: io dicevo, sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Come mai Giona fa questa riflessione? Come mai Giona si chiede come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Che cos'è che porta Giona a fare questa affermazione, questa riflessione? Perché è una domanda, ma non è una domanda retorica, diciamo, no? Come mai Giona fa questa affermazione? Cos'è che lo porta? Perché io credo che Giona conoscesse un salmo che era stato scritto all'incirca 200-300 anni prima della nascita di Giona dal re Davide, che è stato il più grande re di Israele, è il Salmo 24. Il Salmo 24, dal versetto 3 al versetto 6, dice così: chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Vedete che la stessa domanda che Davide fa nel Salmo 24 è la stessa domanda che Giona fa a Dio in questa preghiera. Il Salmo 24 risponde a questa domanda dicendo: l'uomo innocente di mani e puro di cuore. Questo è l'uomo che può salire al Monte Santo, questo è il luogo che può salire al Tempio Santo del Signore. E quindi se Giona si è fatto questa domanda in quel momento all'interno di quel grande pesce, è perché queste due attitudini, questi due attributi non stavano facendo parte della sua vita. Giona in quel momento non stava vivendo una vita con mani innocenti, non stava vivendo una vita con mani pure, non stava vivendo una vita con le mani purificate, quelle che abbiamo visto prima là nel libro del Levitico, uno degli elementi essenziali per essere sacerdote. Giona non stava vivendo tutto questo e per questo si è fatto questa domanda. Ma che cosa vuol dire allora avere mani pure? Come possiamo capire che cosa significa avere queste mani innocenti, queste mani purificate? Il Salmo 24 ci dà un indizio per rispondere a questa domanda, perché dopo aver detto questo continua dicendo: chi salirà al monte del Signore, chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità, non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà la benedizione del Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di coloro che lo cercano. Tale è la generazione di coloro che lo cercano, che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe. La generazione di coloro che cercano il volto di Dio, la generazione di coloro che cercano Dio, sono la generazione di coloro che hanno queste mani pure. Allora, ricavando questo indizio, noi possiamo andare a trovare qualcos'altro all'interno della parola di Dio, perché la parola di Dio, una delle tante cose che fa, è essere un manuale di istruzioni per la nostra vita. Abbiamo detto la settimana scorsa, la Bibbia ci illumina, la Bibbia ci guida, no? Che cosa allora possiamo ricavare? Chi è l'uomo che forse più di tutti all'interno delle scritture ha cercato di vedere il volto di Dio? La Bibbia ci indica in questo uomo Mosè. Mosè è l'uomo che più di tutti all'interno della parola di Dio ha ricercato il volto del Signore. Pensate che Mosè una volta, parlando con Dio, ha avuto la sfrontatezza di dire: Dio, se tu non mi fai vedere il tuo volto, io non credo che tu sia dalla parte del mio popolo. Se tu non mi fai vedere la tua faccia, se tu non mi fai vedere la tua gloria, secondo me tu non sei con noi. Dio aveva appena aperto il Mar Rosso, aveva fatto cose straordinarie, no? Ma Mosè gli ha detto: se tu non mi fai vedere la tua faccia, secondo me tu non sei dalla nostra parte. Pensate che sfrontatezza ha avuto Mosè in questo momento, ma tutto questo perché lui voleva vedere il volto di Dio, lui voleva cercare la gloria di Dio e Dio gli ha permesso di vedere la sua gloria. C'è stato un momento in Numeri al capitolo 12 in cui vediamo Aaron e sua sorella che mormorano con Mosè e dicono: Mosè, è vero che Dio parla per bocca tua, ma Dio parla anche per bocca nostra. A un certo punto in mezzo a in questo litigio interviene Dio stesso e dice: è vero che io parlo anche per bocca di Aaron e di sua sorella, ma a voi io mi rivelo con enigmi,
o io mi rivelo con sogni o con altri tipi di rivelazioni. Con Mosè invece io parlo a tu per tu. Al versetto 8 c'è scritto: Mosè può vedere anche le mie sembianze. Mosè è stata la persona che più di tutti è andato vicino a vedere il volto di Dio. Allora, attraverso di questo noi possiamo capire, avvicinarci a capire che cosa vuol dire avere le mani pure. Perché avere mani pure è essere qualcuno che cerca il volto di Dio. Mosè è stata la persona che ha cercato il volto di Dio. Allora andiamo a capire che cos'è che ha fatto Mosè per riuscire ad arrivare ad avere questa intimità con Dio. Che cosa aveva Mosè di speciale? Perché Mosè è stato così scelto da Dio per riuscire ad avere questo rapporto con Lui, tanto da fargli vedere la sua gloria, tanto da fargli vedere le sue sembianze, tanto da avere un rapporto a tu per tu con Mosè. Che cosa aveva Mosè di così speciale? Noi possiamo capire questo dalla chiamata di Mosè. La chiamata di Mosè è stato un momento, secondo me, bellissimo. Ogni volta che me lo immagino, mi immagino una scena veramente molto suggestiva. Mi piacerebbe vivere qualcosa di simile. Mosè era nel deserto che pascolava il suo gregge e a un certo punto, da una montagna, vede un alberello, un pruno, si chiama in italiano, che brucia e non si consuma. Il fuoco non finisce mai. E Mosè, curioso di questo fuoco, va là alla montagna a vedere che cosa succede. Quando si sta avvicinando, sente una voce uscire dal pruno che dice: fermati lì, togliti i calzari, perché il luogo sul quale stai camminando è il luogo santo. Mosè si toglie i calzari, si avvicina al pruno e gli dice, e il pruno parla a Mosè dicendo: io ho visto l'afflizione del mio popolo e ho deciso di liberarlo, e ho scelto te, Mosè, come liberatore del popolo di Israele. Se puoi mettere un attimo Esodo, capitolo 3, versetti 11 e 12. Perché Dio fa tutto questo discorso con Mosè, gli dice: io voglio liberare il mio popolo e scelgo te per liberarlo, bla bla bla. Guardate Mosè che cos'è che risponde a Dio: chi sono io per andare dal faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele? Mosè stesso si chiede: Dio, perché scegli me? Che cosa ho di speciale perché tu mi scelga per questa grande missione? Mosè stesso non sa che cosa aveva di speciale, e Dio gli risponde dicendo: va, perché io sarò con te. Questa è una grandissima promessa che Dio ha fatto a Mosè e che Dio fa ad ognuno di noi. Vai, perché io sarò con te. Questa è una promessa che Dio fa ad ognuno di noi. A ognuno di noi Dio dice: vai, perché io sarò con te. Quando hai da fare qualcosa nel nome di Dio, vai, perché Dio è con te. Non temere, perché Dio è con te. Questa stessa parola si rinnova nel libro di Giosuè, quando Dio dice a Giosuè: vai, perché come sono stato con Mosè, così sarò con te. E questa stessa parola si rinnova ogni giorno nella nostra vita, perché Dio ci dice: vai, perché come sono stato con Mosè, così sarò con te. Tutte le volte che tu hai da fare qualcosa per Dio, qualunque sia l'opera che hai da fare, qualunque sia la chiamata che Dio ti dà da fare, qualunque sia la missione che Dio ti dà da fare, puoi stare tranquillo. Vai, perché Dio sarà con te. In Romani 8:12 sta scritto: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Vai, perché Dio sarà con te e nessuno ti può fermare se Dio è con te. Ma non è questa la particolarità che aveva Mosè. Se puoi rimettere il versetto, questa non è una abilità speciale di Mosè, questa non è una caratteristica di Mosè, questo è Dio che dice questa promessa: vai, perché io sono con te. Vai, perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. La caratteristica speciale di Mosè che noi possiamo ricavare da questo testo è che Mosè sarebbe stato un servitore di Dio. È che Mosè sarebbe stato obbediente a Dio. Dio ha scelto Mosè non perché era un grande leader, Dio ha scelto Mosè perché era un grande servo.
Dio ha scelto Mosè non perché era bravo a parlare, tant'è che gli ha messo Aaron al suo fianco perché Mosè non sapeva neanche parlare bene. Dio ha scelto Mosè perché sapeva che Mosè avrebbe compiuto tutto ciò che Dio gli avrebbe detto di fare, perché Mosè sarebbe stato obbediente. Vai, e quando libererete il popolo, voi mi servirete su questo monte. Dio ha scelto Mosè perché sapeva che Mosè sarebbe andato a servire Dio. Mosè era un servo e per questo motivo è stato scelto da Dio. Qual è stato però il più grande servo di Dio che noi possiamo trovare all'interno della Bibbia, all'interno della parola di Dio? Chi è stato il più grande servo? Chi è stato colui che è stato obbediente dall'inizio fino alla fine? Solo uno. E non è presente in questa sala, ahimè. Anzi sì che è presente, ma non è seduto su queste sedie. È Gesù. Gesù è stato obbediente dall'inizio fino alla fine. Gesù è il più grande esempio di servo che noi possiamo trovare all'interno delle scritture. In Giovanni al capitolo 6 Gesù dice: io non sono venuto per fare la mia volontà, ma sono venuto a fare la volontà del Padre mio. E anche prima di morire, quando fece quell'ultima preghiera, disse: Padre, se ti è possibile, allontana da me questo calice, ma che non sia la mia volontà, che sia la tua volontà quella che sarà fatta. Gesù è stato obbediente dall'inizio fino alla fine. Nell'iconografia biblica, quella più conosciuta purtroppo, noi vediamo i 4 evangelisti rappresentati da 4 animali. Se voi andate a Venezia, penso che tutti noi siamo stati almeno una volta a Venezia. Oggi c'è qua il papà di Leonardo insieme a noi, non l'abbiamo presentato, volevo farlo dopo. Edson, giusto? Che è là dietro. Possiamo salutarlo adesso allora, visto che l'abbiamo citato. Edson, cosa può dire la Chiesa? Sei benvenuto nel nome di Gesù. Facciamo un applauso. Edson, sei benvenuto oggi, sei benvenuto sempre. Spero che qualcuno ti possa tradurre e soprattutto spero che tu possa uscire di qua con un po' di questo Spirito Santo che ci sta visitando questa sera. E io sono sicuro che Edson, come tutti i brasiliani che vengono qua in Italia, la prima cosa che fanno è andare a visitare Venezia, no? E quando si va a Venezia, che cosa si vede? Quella bellissima statua di quel leone, no? In piazza San Marco. Perché c'è la statua del leone? Perché secondo l'iconografia biblica, Marco, l'evangelista Marco, è rappresentato da un animale, il leone. Solo che purtroppo gli iconografi, coloro che fanno queste icone, hanno preso una tradizione probabilmente un po' sbagliata. Perché? Nella parola di Dio noi vediamo per 2 volte 4 creature viventi. La prima volta la vediamo nel libro di Ezechiele, la seconda volta la vediamo in Apocalisse. Voglio darvi questa piccola lezione. Chi ha fatto lampada sicuramente se la ricorderà, spero. Quando noi vediamo nel libro di Ezechiele, queste 4 rappresentazioni le vediamo in quest'ordine. Queste 4 creature viventi le vediamo in quest'ordine. La prima è l'uomo, la seconda è il leone, la terza è un bue e la quarta è un'aquila. Gli iconografi hanno preso queste 4 creature e le hanno associate agli evangelisti, coloro che hanno scritto i Vangeli, e li hanno associati in questo stesso ordine. Matteo è l'uomo perché è il primo che si è stato presentato nel libro di Ezechiele. Marco è il secondo perché il secondo animale che è stato presentato è il leone. Luca è il terzo in ordine di Vangeli e quindi è rappresentato da un bue, che il terzo animale è un bue, e l'ultimo, che è un'aquila, è Giovanni. Solo che queste stesse 4 creature viventi noi le vediamo anche nel libro di Apocalisse, e in Apocalisse sono messi in un ordine differente. In Apocalisse la prima figura che noi vediamo è il leone e il primo evangelista è Matteo. La seconda figura che noi vediamo è il bue, il secondo evangelista è Marco. La terza figura è un uomo e il terzo evangelista è Luca, e la quarta è sempre un'aquila, che è Giovanni. Questa seconda rappresentazione sarebbe un po' più corretta della prima, perché effettivamente se noi guardiamo gli 4 evangelisti rappresentati da questi 4 creature viventi,
vanno proprio in accordo. Matteo dovrebbe essere rappresentato da un leone, perché in Matteo Gesù ci viene rappresentato come il leone della tribù di Giuda. Luca dovrebbe essere rappresentato dall'uomo, perché nel Vangelo di Luca Gesù è rappresentato come il figlio dell'uomo. Giovanni è sempre rappresentato da un'aquila, perché lì noi vediamo Gesù che è un essere spirituale, più in alto, è là che è in cielo, no? E infine c'è Marco. In questa seconda rappresentazione Marco non è il leone che noi vediamo in piazza San Marco. Marco sarebbe rappresentato da un bue. Perché da un bue? Perché il bue è un animale che lavora nei campi, il bue è un animale che è servo. E nel Vangelo di Marco Gesù è rappresentato come il servo sofferente. Se noi potessimo riassumere il Vangelo di Marco in un solo versetto, lo riassumeremo con Marco 10,45, che dice così: perché il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per donare la sua vita come prezzo per il riscatto di molti. Gesù è il maggiore esempio di servo che noi abbiamo all'interno della parola di Dio. Gesù è l'esempio di perfetta obbedienza che noi vediamo nella parola di Dio. Quando noi parliamo di mani purificate e unte là in Levitico, stiamo parlando di azioni. Le mani rappresentano le azioni che noi facciamo e noi dobbiamo agire come migliori servi che Dio abbia su questa terra. È questo che noi dobbiamo fare, è questo che indicano quella purificazione col sangue e quell'olio per l'unzione. E non a caso prima dovevano passare per la purificazione del sangue e dopo, solo dopo, dovevano passare per l'unzione, perché il sangue è ciò che ci purifica e per prima cosa noi dobbiamo essere purificati. Le nostre azioni devono essere purificate. Noi dobbiamo abbandonare tutte le azioni che facevamo prima se vogliamo tornare a essere usati da Dio. Noi dobbiamo abbandonare tutte le azioni che non andavano bene se vogliamo tornare a essere usati da Dio. Dobbiamo abbandonare, essere purificati da tutte quelle brutte parole che diciamo, da tutti quei brutti pensieri che abbiamo, da tutti quegli atteggiamenti, comportamenti sbagliati che noi abbiamo all'interno della nostra casa, con nostra moglie, con i nostri mariti, con i nostri figli, con i nostri genitori, con i nostri fratelli. Noi dobbiamo abbandonare tutti questi atteggiamenti sbagliati. Dobbiamo essere purificati da tutti questi atteggiamenti, da tutti quei pensieri nocivi che noi abbiamo, da tutti quei pensieri che puntano al male per gli altri. Dobbiamo essere purificati da tutto questo se noi vogliamo tornare a compiere il nostro servizio ministeriale, ad essere usati da Dio. Cominciamo dalla purificazione, cominciamo abbandonando il peccato dalla nostra vita, cominciamo togliendo i vizi dalla nostra vita, cominciamo togliendo tutte le cose superflue dalla nostra vita, cominciamo togliendo tutti gli atteggiamenti sbagliati che arrecano danno a noi e agli altri che noi facciamo ogni giorno. Cominciamo dalle nostre azioni cattive, purifichiamoci prima da queste se vogliamo tornare a essere usati. Prima c'è la purificazione e solo dopo c'è l'unzione con l'olio, perché l'unzione con l'olio è ciò che ci capacita. L'unzione con l'olio è ciò che ci dà la capacità di fare le azioni per servire al meglio Dio. E all'interno di questo argomento, all'interno del servire, all'interno delle azioni, in che modo si può rappresentare l'unzione? In che modo possiamo essere capacitati? Sto già arrivando alla conclusione. In che modo possiamo essere capacitati? Attraverso il battesimo con lo Spirito Santo. È vero. Attraverso il battesimo con lo Spirito Santo Dio ci dà doni, capacità che vanno al di là del naturale. Ci dà doni e capacità che sono essenziali per compiere la sua opera, per fare il servizio all'interno della sua casa, per fare il servizio all'interno del suo regno. Ma questo è il modo in cui Dio ci può capacitare. Non è effettivamente ciò che noi dobbiamo fare
per essere dei buoni servi. Non è ciò che noi facciamo, è ciò che Dio fa per noi. Dio ci dà il battesimo con lo Spirito Santo. E noi che cosa dobbiamo fare allora? Che cosa noi dobbiamo fare per essere dei buoni servi? Che cosa noi dobbiamo fare per compiere delle buone azioni? Che cosa noi dobbiamo fare per compiere delle buone azioni? Una semplice cosa: è fare la volontà di Dio. Se noi facciamo la volontà di Dio, noi non sbagliamo. Se noi facciamo la volontà di Dio, ogni azione che noi faremo sarà giusta. Che dopo Dio ci capaciti con doni spirituali, gloria a Dio. Ma ciò che noi dobbiamo fare è fare la volontà di Dio. È questo che noi dobbiamo fare. Se noi facciamo la volontà di Dio, ogni azione che noi faremo sarà perfetta, perché sarà l'azione che Dio stesso vuole che noi facciamo. È facile, no? E come si fa però la volontà di Dio? Come possiamo conoscere la volontà di Dio? Questo è più difficile. Dio stesso ce lo dice. Romani, capitolo 12, versetto 2. Siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, perfetta e gradita volontà di Dio. Vuoi conoscere qual è la volontà di Dio? Che tu possa essere trasformato, che tu possa non conformarti con questo mondo. Se noi non ci conformiamo con questo mondo, allora lì noi possiamo iniziare a conoscere la volontà di Dio. Se noi cominciamo a dire no a questo mondo, allora lì noi possiamo conoscere la volontà di Dio. Comincia dal dire no al mondo. Comincia da dire no a tutte le suggestioni che ti arrivano dall'esterno. Comincia a dire no da tutti quegli inviti che ti arrivano da persone che non vogliono il tuo bene. Comincia a dire no da tutto ciò che non c'entra con ciò che Dio vuole da te. Comincia a dire no a tutto questo. Non conformarti con quello che il mondo ti offre oggi. Allora così tu potrai cominciare a scoprire qual è la buona, gradita e perfetta volontà di Dio. In questo modo noi possiamo sapere qual è la volontà di Dio. E la volontà di Dio è molto semplice. Dio vuole una cosa. Voglio finirvi la storia di Giona e dopo finirò la parola. Se vuole salire già il gruppo di lode, può salire. Giona è andato a Ninive, alla fine è uscito da quel grande pesce, pentito, è andato a Ninive, ha predicato, Dio lo ha unto e l'ha capacitato per predicare su quella città e tutta la città, abbiamo detto, ha avuto un ravvedimento. Tutti, dal re agli animali, si sono convertiti a Dio. Finita questa grande predicazione, Giona decide di uscire dalla città, di sedersi in un luogo per vedere che cosa sarebbe successo alla città. Secondo me in cuor suo Giona ancora sperava che Dio punisse la città in qualche modo, no? E per questo si è messo lì seduto da una parte a vedere la fine, la sorte di questa città. E finché era seduto in questo luogo è arrivato un caldo tremendo. Ma un caldo. Giona si è fatto una piccola baracca, una piccola tenda, ma c'era lo stesso tanto caldo. Sapete cosa ha fatto Dio? Dio ha fatto nascere un albero vicino a Giona per ripararlo dal sole, per dargli un po' di freschezza. E Giona si era allegrato tantissimo di quest'albero. Ma il giorno dopo quest'albero è morto, è stato tutto mangiato dai vermi e è morto. E Giona ha cominciato ad arrabbiarsi e a rattristarsi per quest'albero che non c'era più, perché lui tornava ad avere caldo. E allora Dio si è presentato a Giona e gli ha detto così: Giona, tu ti stai disperando per un albero che tu non hai fatto nascere, di cui tu non hai preso cura, che in una notte è nato e in una notte è morto. Io non dovrei disperarmi di una città che ha 120.000 abitanti che non sanno riconoscere la loro destra dalla loro sinistra. Una cosa vuole Dio: la salvezza di tutti noi. La salvezza di tutti noi.
Vuoi sapere come fare la volontà di Dio? Vuoi sapere come avere mani pure? E così come conoscere il volto di Dio, come cercare il volto di Dio e come salire al suo Monte Santo? Comincia a compiere azioni che portino te e le persone intorno a te alla salvezza. Comincia a compiere azioni che salvino persone. Comincia a compiere azioni che non portino morte, ma che portino vita intorno a te. Questa è la volontà di Dio. Questo è quello che Dio ci richiede. Ed è così che noi avremo mani innocenti ed è così che noi avremo un cuore puro. Amen. Io ti chiedo di alzarti in piedi. Abbiamo girato un po' all'interno della parola di Dio questa sera, ma io spero che il messaggio che lo Spirito Santo voleva portare oggi possa essere arrivato ai nostri cuori, che ognuno di noi possa cominciare a compiere la volontà di Dio. E la volontà di Dio è la salvezza delle anime, è la salvezza della nostra anima, è la salvezza dell'anima dei nostri genitori, è la salvezza dell'anima dei nostri figli, dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. La volontà di Dio è la salvezza dell'anima del nostro vicino di casa, del nostro collega di lavoro, del nostro compagno di scuola. La volontà di Dio è la salvezza dell'anima di colui che gioca a calcio con noi, di colui che balla nella danza con noi. La volontà di Dio è la salvezza dell'anima che oggi ci sta facendo un favore e anche dell'anima di quelle persone a cui noi stiamo facendo un favore e per la quale magari non riceveremo niente in cambio. La volontà di Dio è la salvezza di quell'anima, che noi possiamo cominciare a comportarci in un modo che le nostre azioni possano salvare queste vite, che le nostre labbra possano salvare queste vite, che noi possiamo abbandonare tutto ciò che di sbagliato stiamo facendo, che noi possiamo iniziare a purificare le nostre azioni, il nostro linguaggio, i nostri pensieri, il nostro modo di agire, i nostri atteggiamenti, le nostre volontà carnali, per fare spazio ad azioni che portino vita intorno a noi, per fare spazio ad azioni che portino salvezza intorno a noi. La salvezza delle persone dipende da te che oggi stai prendendo un ruolo di sacerdote all'interno della tua casa, all'interno del tuo lavoro, fuori da questa chiesa, da te che stai compiendo un ruolo ministeriale, da te che hai scoperto come ascoltare la voce di Dio e come purificare le tue mani per essere un sacerdote pronto per compiere la volontà di Dio. Amen. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù, io voglio mettere, Signore, oggi davanti a te ogni persona che è qua presente, Signore. Che la tua Chiesa, Signore, possa ricevere questa preghiera e attraverso questa preghiera possa ricevere una benedizione, Signore, da parte tua. Oggi, Signore, noi vogliamo imparare ad allontanare da noi, Signore, ogni azione malvagia, Signore, ogni azione che porta morte intorno a noi, ogni parola sbagliata, Signore, ogni atteggiamento sbagliato, ogni atteggiamento litigioso, Signore, qualunque cosa che noi facciamo, ogni promessa non compiuta, Signore, qualunque cosa, Signore, che porti morte intorno a noi. Purifica, Signore, queste nostre vecchie azioni col tuo sangue. Rendici, Signore, uomini nuovi, Signore, servi nuovi, servi che sanno compiere la tua volontà, servi obbedienti come l'è stato Mosè e come l'è stato il tuo figlio Gesù, il nostro Salvatore. Noi, Signore, vogliamo iniziare a comportarci in questo modo, Signore, che mettiamo la tua volontà, Signore, davanti a tutto, e la tua volontà è quella di salvare vite. Ti chiediamo, Signore, che ognuno di noi possa cominciare a compiere, Signore, azioni che portino vita intorno a noi e non morte. Che, Signore, la salvezza che viene da te possa raggiungere la nostra anima per prima e dopo di questa, Signore, possa raggiungere ogni persona con cui noi abbiamo a che fare attraverso le azioni che noi compieremo, azioni di vita e non di morte, per dare, Signore, intorno a noi una speranza, per dare intorno a noi un futuro, Signore. Io ti chiedo, Signore, di benedire la vita di ogni persona qua presente. Donaci, Signore, mani innocenti,
Donaci, Signore, un cuore puro per salire al tuo monte santo, e che queste mani, che queste cuore possano portare con sé tante e tante anime, affinché, Signore, la tua volontà possa essere fatta e la tua gloria possa raggiungere questa terra. Io ti prego per questo, nel nome di Gesù. Amen.
spezzo ogni catena, sciogli ogni laccio, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Ogni ferita, porti guarigione, mentre ti adoro, mentre ti adoro. Mentre ti adoro. Non posso finire questo culto senza fare una richiesta. Gli voglio chiedere se qua c'è qualcuno questa sera che sente, che sa che intorno a sé lui non sta portando vita, che sa che intorno a sé lui non sta facendo la volontà di Dio, che sa che le sue azioni non stanno portando salvezza e che forse la sua stessa salvezza è a rischio. Io voglio chiedere se c'è qualcuno qua questa sera che ammette questo nella sua vita e che oggi vuole dire: Dio, io voglio tornare a fare la tua volontà. Dio, io voglio tornare ad avere mani che compiono azioni che portino vita intorno a me, che portino salvezza intorno a me. Se c'è qualcuno qua questa sera che ammette questo nella sua vita e vuole uscire qua davanti per una preghiera, ci saranno presbiteri, ci saranno missionari che pregheranno per te, perché tu possa riavvicinarti a Dio, perché tu possa tornare sui suoi sentieri, perché tu possa ritornare a fare le opere che Lui ti ha chiamato a fare, perché tu possa tornare a portare vita e ad avere vita. Finché la lode continua a cantare, hai qualche minuto per prendere questa decisione con Dio. Non è qualcosa che fai con me, non è qualcosa che fai con i leader di questa chiesa, è qualcosa che fai tra te e Dio. Se vuoi prendere questa decisione di ritornare a Lui, di ritornare a fare le sue opere, di ritornare a fare la sua volontà, io ti invito a venire qua davanti per pregare insieme, perché io credo che la potenza di Dio possa tornare nella tua vita, che tu possa ritornare a fare grandi cose nel suo nome, che tu possa ritornare a vivere la chiamata che Lui ti ha dato da vivere. Perché il tuo posto non è dove tu stai vivendo oggi, il tuo posto è accanto a Dio. C'è un Dio che ti dice vai e dovunque andrai io sarò con te. C'è un Dio che ti dice questo, è una promessa così grande, è una promessa così grande che non puoi rifiutare di viverla. Dio ti dice vai, io sarò con te. Ma in questo momento ti dice fai un primo passo, riavvicinati a me, ritorna a fare la mia volontà. Se c'è qualcuno qua questa sera che vuole ritornare a vivere questa promessa di Dio, io lo invito a uscire qua davanti finché la lode continuerà a cantare per fare una preghiera insieme. Mentre ti adoro.
Signore, nel nome di Gesù, Signore, io ti chiedo, Signore, che ogni persona che qua, Signore, è lontana, Signore, dalla tua volontà, che possa, Signore, essere raggiunta da te, che tu, Signore, possa guardare i nostri cuori, Signore, che tu possa guardare le nostre menti e cominciare a rinnovarle, trasformarle, Signore, che noi possiamo venire a conoscere qual è la tua volontà, sentire, Signore, la compassione per le anime dentro di noi, cominciare a vivere una vita da servi, Signore, cominciare a vivere una vita conforme a quello che tu vuoi da noi. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen e amen. Amen. Siamo giunti alla fine del nostro culto. Dopo ci sarà qualcosa da mangiare, non andate via. Ancora una volta è stato un piacere avere Edson qua con noi questa sera, so che sarà con noi per un bel periodo, quindi ci farà piacere riaverti qua. I compleanni della settimana. La Norma? Dov'è la Norma? Non c'è, la Norma lavora. Basta, non c'è. Ci sarebbe un anniversario di matrimonio e sono 10. I nostri fratelli Gilson e Vanessa hanno fatto 10 anni di matrimonio appena 2 giorni fa. Prego, prego. Non possiamo andare via senza cantare un tanti auguri. 10 anni è un avvenimento importante, no? E allora preghiamo perché Dio possa benedire questi 10 anni e tutti quelli che ha ancora preparato per voi. Amen. Possiamo alzare le nostre mani verso di loro per benedire questo matrimonio, per benedire la loro casa. Padre, nel nome di Gesù, io voglio mettere davanti a te, Signore, oggi questa bellissima famiglia, Signore, che è in mezzo a noi e che ha compiuto, Signore, 10 anni di matrimonio alla tua presenza. Signore, Gilson, Vanessa, io ti chiedo di benedire loro, di benedire la loro figlia, tutta la loro casa, Signore. Che tu, Signore, possa essere con loro in ogni giorno, Signore, di questa camminata. Che questi primi 10 possano essere una briciola in confronto a tutti quelli che verranno, dove potranno condividere l'amore che tu hai messo in mezzo a loro. Io ti chiedo di benedire Gilson, Vanessa e il loro matrimonio, nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a voi, tanti auguri a nós. Parabéns pra vocês nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Sicuri che nessun anno ha compiuto gli anni per cantare ancora una volta insieme? Ed Ilson, hai compiuto gli anni? No? Sicuro? Amen. Allora, ne manca? Allora possiamo benedire la nostra vita, che Dio possa riempire la nostra settimana con il suo amore, con la sua pace, con la sua gioia, che ogni casa che qua rappresentata possa essere coperta dal sangue e dall'unzione del nostro Signore Gesù. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen.